Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizio, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione e prostituzione. I primi figli neri e una muriata nera. Io non capisco